Ore 11 del mattino, buongiorno amici sportivi da Davide Sardo e dal cameraman Marco Lamendola, stadio di Palma di Montechiaro. Benvenuti al derby d'eccellenza, nona di ritorno tra Gattopardo e Ribera. Arbitra il match l'Alomia di Agrigento, gli assistenti anche loro sono agrigentini, Drago e Sajeva. Punizione battuta a sorpresa, attenzione, il Ribera in attacco, la conclusione del numero 7 russo, la parata di Presti, ancora Gerry Russello al centro per Campisi, la conclusione, Presti c'è, bella via, attenzione per Russo, la conclusione, Presti si distende alla sua sinistra e fa su il pallone, poi brancato per Sorce, non c'è fuorigioco, attenzione Sorce, entra in aria, ancora Sorce, la conclusione, palla alta sopra la traversa, palla gol importantissima per la Gattopardo al 29esimo del primo tempo. Il cross sul secondo palo, Presti allontana con i pugni, fischia l'Alomia, parte Mancino sul secondo palo, bella via in fuorigioco e il gol è annullato. Poi Sorce, attenzione, a spazio, la Gattopardo, servito Spitaleri, esce Talluto, in ritardo e gol della Gattopardo! Errore clamoroso della difesa bianco-azzurra e segna Spitaleri. Gattopardo 1, Ribera 0 al 35esimo del primo tempo. Fischia l'Alomia, parte Mancino, il cross sul secondo palo, di testa Ciancimino, palla sul fondo. È pronto Emiliano Bellavia, la sua conclusione, rasoterra, Presti para agevolmente. La ripresa inizia con due novità importanti per il Ribera, dentro i due attaccanti Martorana e Lombardo, fuori Ligreci e Pasquale Galluzzo. Ancora i biancoazzurri in avanti con Lombardo, il cross, la palla è per Presti che anticipa Bellavia. Raimondi per Russo, la palla filtra, attenzione, pallonetto di Lombardo, traversa, rete, ha segnalato il gol l'assistente Sajeva, parte il numero 4 Mancino, poi di Lombardo, rete, un Eurogol di Lombardo che è entrato nella ripresa, ha fatto la differenza, doppietta per il numero 18 ex Favara. Ed il Ribera passa a condurre 2-1. Cross basso per Bellavia, in anticipo su Joel, ancora Bellavia, la sua conclusione sul fondo. Lancio lungo, attenzione, spazio per Mangiavillano, entra in aria, Mangiavillano si ferma, ancora Mangiavillano, alla palla buona, il tiro, alto sopra la traversa, spreca il 2-2. La Gattopardo con Mangiavillano. Ancora Martorana che si accentra, passaggio filtrante per Bellavia, ci mette una pezza Tedesco, ma continua ancora l'azione del Ribera con il numero 4 Mancino, la sua palombella e un gol fantastico di Salvatore Mancino, 3-1 per il Ribera ed è game over allo stadio di Palma di Montechiaro, perché per la Gattopardo sarà impossibile recuperare 2 gol di svantaggio. 3-1 per il Ribera contro la Gattopardo all'88esimo.